lo spirito di questa casa, completamente rinnovata rispetto ai suoi inizi, è partito proprio dal volontariato, dalla gratuità di benefattori che hanno messo a disposizione le loro risorse, le loro eredità, il canonico Malanotti e la signora Cesana. Quindi sono nate proprio da gesti di gratuità. Poi ci sono state anche altre realtà, ma a metà dell'Ottocento, pensate, quindi è molto antico, ha una storia straordinaria, è nato questo spirito. Credo che debba rimanere anche nei cambiamenti che ci sono stati, perché la casa di riposo di Meschio, come mi raccontano, non ha neanche parente di questa, ma era l'epoca del tempo. Però lo spirito credo che deve rimanere questa attenzione alle persone anziane, bisognose, sole, sia in chi vi lavora, perché questa è nata proprio da questa attenzione, sia in tante altre persone che qui possono venire a dare un po' una goccia del loro tempo, che però diventa preziosa. Inaugurato stamattina il nuovo nucleo socio-sanitario Argento del Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, alla presenza del vescovo Monsignor Corrado Pizziolo, del sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto, della consigliera regionale Sonia Brescacin, del CDA e del presidente dell'IPAB Cesana Malanotti, avvocato Giuseppe Maso, del direttore dei servizi socio-sanitari dell'ULSS 2 Marca Trivigiana, dottor Roberto Rigoli, e dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arè. L'IPAB di Vittorio Veneto ha investito 2 milioni di euro in risorse proprie, con l'aggiunta di 1 milione di euro anticipato dalla Regione Veneto mediante il fondo di rotazione per le strutture e gli impianti del settore sociale e sociosanitario. Con 2.230 metri quadri, l'Istituto Cesana Malanotti diventa un importante punto di riferimento per i servizi alle persone anziane e alle loro famiglie. Dopo 12 anni che erano iniziati i lavori e si erano interrotti a causa del fallimento della ditta, poco dopo il nostro arrivo qui come nuovo consiglio di amministrazione all'Istituto Cesana Malanotti, uno dei primi obiettivi che ci aveva dato il sindaco era di completare i lavori che erano fermi da una decina d'anni. Quindi 2 anni fa circa sono ripresi i lavori, sono stati completati a fine 2023 in 430 giorni di cronoprogramma come previsto, e porteranno ad avere all'istituto 20 posti letto in più con un nuovo nucleo, il nuovo nucleo Argento appunto che abbiamo inaugurato oggi, che porterà il totale complessivo a 300 posti letto per l'istituto, oltre ad avere dei nuovi uffici amministrativi, delle nuove palestre, nuova mensa, nuovo parcheggio esterno, sia esterno che anche interrato. La struttura attualmente dà lavoro a circa 150 persone, di cui 100 operatori sociosanitari, 16 infermieri, 8 tra educatori, assistenti sociali e coordinatori, 2 fisioterapisti, 1 psicologo, 1 logopedista, 9 amministrativi, 5 tecnici.